In occasione delle manifestazioni per il centenario della Prima Guerra Mondiale, il Consiglio regionale del Veneto propone ai cittadini, agli studenti e a tutte le forze economiche, sociali e culturali una mostra fotografica che racconta la vita dei soldati italiani sul fronte della montagna. Si tratta di 100 immagini provenienti dal Museo del Risorgimento di Vicenza, dall'archivio fotografico del 7° Reggimento Alpini di Sedico, in provincia di Belluno, e da alcune collezioni private. Le fotografie, tutte rigorosamente in bianco e nero, sono organizzate secondo un percorso che conduce i visitatori all'interno della vita quotidiana dei militari, su quello che è stato definito il fronte veneto della Grande Guerra, forse l'unico in cui si sono fronteggiati per 3 anni eserciti che comprendevano militari provenienti da 27 diverse nazionalità. La guerra che maggiormente corrisponde sul versante italiano, sul fronte italiano, alla guerra europea è la guerra che si combatte in Carso. Quella è la guerra anonima e meccanizzata, la guerra spersonalizzata. Molto più veneta e anche molto più facilmente memorabile è la guerra che si combatte in montagna. La guerra degli altipiani, per esempio, e in maniera precipua, che è la guerra dei forti. I forti che italiani e austro-ungarici avevano continuato a costruire già quando erano alleati. Tanto era un'alleanza spuria e sentita come poco durevole. Forti che si fronteggiavano appunto sugli altipiani. Asiago era a pochi chilometri dal confine di Stato. La Strafexpedition viene di lì, da Trento verso Asiago, dall'impero verso il Regno d'Italia. Siamo nella primavera del 1916. Quella è una grande cicatrice per le generazioni successive, slabbratura devastante e orrenda allora nel vissuto delle popolazioni che in parte erano già state mandate via, ma del tutto vengono mandate via appunto nella primavera del 16 e gli altipiani diventano il territorio della guerra e degli uomini della guerra. Erano monti qualsiasi, facevano parte della natura e sono entrati a far parte della storia. Geografia e storia si sono intrecciate per rendere significativo il Grappa, il Piave, il Montello, l'Ortigara, lo Zebio, gli Altopiani, la Carnia e così via. La Grande Guerra è la prima guerra totale, impegna tutti, non solo i combattenti, ma anche le retrovie, in diversa maniera naturalmente, ma tutti in qualche modo sono chiamati all'epoca a lavorare per la guerra, nelle fabbriche, nelle campagne, nelle città. Bisogna lavorare per la guerra e questo è un fatto. Un altro fatto è che oggi a pochi, agli storici e a non molti altri, interessano ancora i moventi e gli scopi specifici di quella guerra. I più se ne disinteressano, non sanno quali fossero e gli sembra anche strano che ce ne fossero di moventi e di fini. Quindi la storia politica della Grande Guerra oggi non va per la maggiore. Ci parla molto di più, la intendiamo più facilmente, la storia sociale della Grande Guerra. Nella visione dei curatori della mostra, Passarin e Pozzato, mi sembra che la storia sociale sia primaria, in modo particolare come storia del lavoro. Ecco, quanto lavoro c'è dietro e dentro la guerra nel senso di guerra guerreggiata.
Queste fotografie che abbiamo scelto e voluto proporre in questa mostra fanno parte di due archivi importanti, di due archivi fotografici importanti che conservano alcune migliaia di fotografie militari del primo conflitto mondiale. L'archivio fotografico del Museo del Risorgimento di Vicenza e l'archivio fotografico del Museo del Settimo Alpini di Villa Pat di Sedico. Sono fotografie straordinarie che rappresentano alcuni momenti di vita quotidiana del fronte veneto. Abbiamo voluto scegliere queste 100 fotografie suddivise in maniera equa per i 3 fronti principali dove si è combattuto sul territorio regionale veneto. Proprio perché stanno a testimoniare di un'epopea straordinaria che il territorio veneto ha sofferto nei 41 mesi di guerra. Sono proposte e suddivise nei 3 fronti principali, il fronte degli altopiani, il fronte delle Dolomiti e il fronte del Grappa, del Montello e del Piave. Oltre agli aspetti di vita militare, molte di queste foto raccontano storie e vicende delle comunità locali che hanno sofferto in modo particolare nel 1916 per quanto riguarda la zona degli altopiani e dopo la rotta di Caporetto, la parte della provincia di Belluno e di Treviso, di quell'enorme tragedia che è stata il profugato, che ha coinvolto per la prima volta nella storia con un esodo massiccio le popolazioni civili. Questa mostra, che il Consiglio regionale ha realizzato con il prezioso contributo di storici, di archivi fotografici e di musei, non vuole tanto celebrare una vittoria, quanto ricordare un periodo tumultuoso, caotico e anche doloroso della nostra storia, mostrando che dietro i cannoni e dentro le trincee c'erano uomini. Nelle foto potrete vedere soldati e prigionieri, famiglie e paesaggi di montagna, paesi distrutti e militari nei loro momenti di riposo. Alla fine ognuno di noi avrà ricordato e reso omaggio a tutti coloro che hanno combattuto tra Asiago e il Piave. E sono certo che sarà un ricordo che saprà rimanere nel tempo. L'invito che voglio rivolgere a tutti quelli che vedono questo video è quello di avvicinarsi a queste fotografie con l'intensità, con quel pizzico di emozione che abbiamo avuto noi quando le abbiamo scelte tra le alcune migliaia di fotografie che sono conservate nei nostri archivi. Abbiamo voluto rappresentare una situazione che non ha eguali in nessun'altra parte d'Europa. Il Veneto è stato coinvolto ininterrottamente dal primo all'ultimo giorno del conflitto e nel suo territorio ha visto combattere alcune tra le più importanti, più drammatiche, più cruente battaglie che si siano combattute nell'intera fronte italiana.